Oggi prepariamo un piatto isolano davvero tipico, che amiamo particolarmente perché ci permette di riutilizzare il pane raffermo. Il pani indorau. Che noi oggi vi proponiamo nella sua versione classica e salata. Scopriamo subito come preparare il pani indorau. Per prima cosa prendiamo una ciotola. Rompiamo le uova e sbattiamole. Poi aggiungiamo un pizzico di sale. Prendiamo un'altra ciotola e versiamoci il latte arborea. Tagliamo il pane raffermo a fette di circa 1 centimetro di spessore. Ora passiamo alle fette di pane raffermo. Immergiamo nel latte da entrambi i lati e poi passiamole anche nelle uova sbattute. Prendiamo una padella e versiamoci dell'olio. Quando sarà ben caldo, iniziamo a cuocere le fette di pane. Ricordiamoci di girarle a metà cottura fino a raggiungere una superficie dorata. Ed ecco qui, Pani indorau, un'idea deliziosa per usare in maniera gustosa il pane avanzato. scopri tutta la gamma di latte arborea.